tutti i giorni su Calcio Napoli 24 TV alle 12 o giù di lì. Arriva Calcio Napoli 24 Live, il consueto spazio di approfondimento e aggiornamento sulle vicende di Casa Napoli. Un saluto, buongiorno da Vincenzo Credendino. Come sempre saremo in vostra compagnia fino alle 14 sul 79 del digitale terrestre, ovviamente per chi fosse residente in Campania, e per chi volesse seguirci all'esterno della nostra amata regione o semplicemente in streaming per interagire con la nostra trasmissione, c'è il canale YouTube, canale ufficiale ovviamente di Calcio Napoli 24. Grazie al nostro regista Emanuele Bernardo, che andiamo sempre a salutare, e diamo il buongiorno anche a Riccardo Catapano. Buongiorno Ricky. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Giuseppe Foria all'ufficio stampa. Ci avviciniamo finalmente al ritorno del campionato, il ritorno della Serie A, con il Napoli impegnato sabato al Maradona contro il Torino. Rientrano quasi tutti i nazionali, manca ancora Irving Lozano a Castelvolturno. Tra l'altro Irving Lozano che non ha giocato l'ultima partita con il suo Messico, si parla di qualche acciacco muscolare per lui e quindi questo lo mette ancora di più in dubbio per la sfida contro il Torino. E Spalletti, che già deve fare a meno di Politano, se dovesse fare a meno anche di Irving Lozano, sarà costretto insomma ad inventarsi qualcosina lì in alto a destra. Problemino fisico anche per Rachmani, quindi diciamo queste nazionali ancora una volta un pochino hanno colpito il Napoli, con Spalletti che ormai dovrà gestire una partita ogni 3 giorni, perché saranno 12 gli impegni del Napoli da qui fino a praticamente metà novembre, in un mese e mezzo, prima della sosta per i mondiali. Tra poco vedremo anche quelle che sono le ultime di formazione, l'ipotetico turnover, ma non parleremo solo di questo, giusto Vincenzo? Assolutamente sì, c'è da dare aggiornamento anche rispetto ad una vicenda che ha visto il nostro Marco Lombardi protagonista, che vi abbiamo già anticipato essersi chiusa con l'individuazione dell'aggressore che è entrato con modi poco consoni, diciamo così, nella diretta. Tra l'altro c'eri proprio tu in studio, Riccardo Catapano, sì, se non vado errato, il live curato dal nostro Marco Lombardi all'esterno di San Siro. Parleremo di questo, avremo insomma ospiti che potranno anche darci ulteriori dettagli in merito a questa vicenda. Del Torino chiaramente abbiamo già detto, del ritorno dei nazionali. Voglio leggere anche intanto, prima di esaminare quelli che sono i contributi che arrivano dal Social Football Summit, che chiaramente, insomma, come ormai anche i nostri telespettatori avranno inteso, è una kermesse che si sta ripetendo con una certa costanza annuale. Per essere più precisi, il luogo è lo Stadio Olimpico, il dibattito è l'applicazione delle nuove tecnologie e delle nuove strategie comunicative al mondo del calcio, e chiaramente vede spesso e volentieri anche l'intervento dei rappresentanti più insigni del movimento sportivo italiano per quanto riguarda il calcio. Oggi sentiremo Mancini, De Rossi, lo stesso Gravina, il presidente della FIGC, senza dimenticare il designatore arbitrale Locchi. Ma prima le parole dell'ex allenatore di Kvaratskhelia, uno dei ex allenatori di Quiccia Kvaratskhelia, che risponde al nome di Leonid Zlaski ed ha parlato con Fabrizio Romano. Andiamo a leggere chiaramente su calcionapoli24.it un sunto delle sue parole. Ha detto ne aveva parlato con l'agente Mamuka Giugheli, il quale rivelò l'interesse del Tottenham solo per un prestito, ma Kvaratskhelia desiderava una squadra che lo acquistasse, che credesse in lui. In poche parole, retroscena di mercato che viene svelato da uno degli ex allenatori di Kvaratskhelia, Leonid Zlaski, o Sluski, perché poi chiaramente non credo che la pronuncia sia inglese, effettivamente siamo lontani, sì, diciamo, dallo stretto della Manica. C'era il Tottenham, ma il Napoli è stato più bravo o semplicemente più convinto, in quanto gli Spurs volevano acquistare il giovane talento georgiano semplicemente con la formula, anzi non volevano acquistare, volevano ingaggiarlo semplicemente con la formula del prestito. Dopo una stagione di grande successo con Rubin, c'erano molti rumor su di lui, continua l'allenatore, e non solo, alcuni club erano realmente interessati, ma all'epoca costava molto, non era un giocatore economico. 30 milioni. La miseria. 30 milioni all'epoca del Rubin. Il Rubin chiedeva 30 milioni. Questa è la richiesta. Sì, lo ha svelato Giuntoli questo. Cioè il Napoli ha acquistato Quiccia Kvaratskhelia per 10. Per 10 milioni.
Sì, perché poi con lo scoppio della guerra lui è tornato in Georgia alla Dinamo Batumi. Un conto è andare a trattare con un club comunque ricco come Rubin Kazan in Russia rispetto insomma ad un club come la Dinamo che magari si poteva accontentare di qualcosina in meno. Il Napoli è stato veloce rispetto alle concorrenti ad andare a bloccare il calciatore. Fortunatamente insomma non diciamo nulla di nuovo, cioè, Kvaratskhelia interessava a tanti club, prima anche del passaggio alla Dinamo Batumi, interessava al Tottenham, interessava, posso dirti, anche al Liverpool, interessava in Italia alla Juventus, interessava alla Roma, interessava a club spagnoli, ma è ovvio che la prima richiesta del Rubin Kazan, quella di 30 milioni, spaventò un po' tutti quanti. Dopo il passaggio alla Dinamo Batumi, lì è stato bravissimo Giuntoli, che continuava a seguirlo, ad anticipare tutti. Si è avventato sul calciatore, ha trovato immediatamente un accordo con la Dinamo Batumi ed è riuscito fortunatamente a portarci questo talentuoso ragazzo. E allora, ascoltiamo innanzitutto quelle che sono state le parole di Roberto Mancini. Un primo sunto dell'intervento al Social Football Summit del CT della nazionale italiana, Roberto Mancini. Guardavo prima di venire qui, tu 40 anni fa, il 10 ottobre del 1982, debuttavi in una giovanissima e meravigliosa Under 21 che poi sarebbe diventata, diciamo, la base dell'Under 21, che sarebbe diventata la nazionale, che sarebbe diventata il Mondiale Italia 90, i primi telefonini. A proposito di innovazione, ricordo che allora sembrava una cosa sensazionale. Ti posso chiedere che cos'era quel calcio nel 1982, 40 anni fa, e quello che oggi? Tu sei il fil rouge, sei l'uomo che accompagna questi 40 anni. Ma scusa, buongiorno, credo non funzionasse prima il microfono. Sono stati per me 40 anni straordinari, soprattutto se ricordo il debutto, che chiaramente era un calcio totalmente diverso, privo di tecnologia, ma pieno di grandi calciatori, di grandi giocatori e soprattutto italiani. E chiaramente hanno avuto l'aiuto con l'avvento degli stranieri, che erano prima uno, poi due, poi tre per squadra, ma stranieri di livello altissimo, forse i migliori giocatori al mondo sono venuti in Italia. Quindi chiaramente tutti noi italiani, soprattutto quelli più giovani, abbiamo imparato molto da questi grandi calciatori. E com'era quel mondo analogico? Era un mondo più familiare, più semplice, Roberto, di oggi? Cioè, non avevamo praticamente nulla, ma neanche per allenarci, non avevamo neanche i macchinari per allenarci in palestra, quindi veramente era tutto fatto così a vista, che comunque rimane sempre una buona situazione, perché poi l'occhio, quando tu lo abitui a vedere, a cercare di capire certe situazioni, comunque non sbaglia, difficilmente riesce a sbagliare, quindi poi è chiaro che insomma tutti i mezzi che abbiamo oggi ci hanno dato veramente una grande mano. Senti Daniele, passo a te, tu arrivi qualche anno dopo rispetto a Roberto, se non era 19 anni di meno, quindi entri in un altro calcio, che però forse ha più punti in comune con quello di Roberto che non volendo con quello di oggi. Intanto avete un punto in comune, parlava dell'Under 21, ci tengo a dirlo, l'Under 21 di Roberto Mancini quando arrivò e passò alla maggiore con vicini erano tutti ragazzi, giovani ovviamente, che avevano già fatto tutti decine e parecchie decine di presenze in Serie A e anche nelle coppe europee. Oggi purtroppo, guardando anche Italia e Giappone l'altro giorno, la situazione è diversa. Dicevo, la tecnologia non era così presente nel tuo calcio nel 2001 quando debutti nella Roma? Allora, iniziava ad essere presente a livello quotidiano per il lavoro che svolgevamo in palestra, per la raccolta dei dati, eccetera, eccetera, non come ora, ma iniziava ad esserci questo filone di studio anche del corpo umano, dell'atleta, eccetera, eccetera. Non c'era questo filo diretto col tifoso, il social, il raccontare tutto ai tifosi, quello che facciamo, che fanno i ragazzi adesso. E quindi era tutto molto più intimo, anche il tempo che passavamo insieme. Il mister giocava prima, ma noi veramente i telefonini erano nati quando sono arrivato io in prima squadra, i telefonini cellulari erano nati da poco, non da tantissimo, mandavi le foto tipo SMS, MMS, mandavi la foto, era già parecchio. Io adesso mi rimpiango anch'io quel periodo lì, perché se mi dimentico il telefono a casa e sto a metà strada torno indietro perché non posso vivere senza, non mi sento fuori dal mondo. Invece vivevamo in maniera molto più serena,
e soprattutto vivevamo lo spogliatoio molto di più, non c'era mai questo pezzo di metallo, diciamo, di plastica, di quello che è in mano, si viveva di più, si condivideva di più, si giocava a carte, si parlava, si stava insieme, e anche il fatto che fossimo un po' di più italiani era più facile comunicare. Senti, l'hai già introdotto, vorrei un po' approfondire questo tema dei social. Cosa rappresentano oggi i social? Intanto partiamo, tu che rapporto hai con i social? Che rapporto hai? Lo raccontavo poco fa, io ho aperto Instagram perché sapevo che c'erano queste pagine fake, come si dice, no? Che parlavano a nome mio. Un giorno sotto casa ho beccato uno che mi fa: grazie per le tue belle parole che hai scritto su Kobe Bryant. Dopo che era morto Kobe Bryant, io non ho detto niente su Kobe Bryant. E poi dopo un po', sai, ti taggano, ti mettono lì, e ho scoperto che c'era uno, Daniele Rossi 16, che aveva pubblicato una lettera bellissima su Kobe Bryant, ma non ero io. Quindi per farla finita ho aperto questo social, sono molto poco attivo dal punto di vista delle foto, delle interazioni. Guardo, mi faccio un po' gli affari degli altri, ma non ho ancora questa morbosità di mostrare tutto, ma non c'è niente di male, è diverso. Mia moglie, per esempio, che insomma è un personaggio pubblico anche lei, lo usa tanto, cioè ogni giorno mette qualcosa e non c'è niente di male, insomma. Io non ne sento la necessità, il bisogno. Dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa, insomma. Più che altro da quello che poi tiri fuori, perché il calciatore, l'altro giorno, non dico il nome, ma ho beccato un ragazzo sul lettino in fisioterapia e stava leggendo non Instagram, stava leggendo i commenti di Instagram, e siccome non era un momento felicissimo, gli ho detto questo non lo puoi fare, non c'è fisioterapia per questo qua, stavo facendo un massaggio, non c'è massaggio che ti curi da quello che stai leggendo, è tutto veleno che ti entra dentro, e purtroppo però succede anche questo. È bellissimo, pienamente ragione, assolutamente. Alberto, lo chiedo anche a te, come cambia il rapporto della gestione dello spogliatoio? Cioè, quando cominciavi anche come allenatore, qualche anno dopo, era diverso rispetto a oggi. Cioè, oggi i calciatori hanno in molti casi il loro profilo Instagram, lo hanno mogli, lo hanno fidanzate, lo hanno parenti, lo hanno tantissime persone vicine a loro. Cioè, è diventato un elemento che può disturbare la gestione del gruppo? Diciamo che ormai è cambiato da un po' di tempo, quindi si è fatto una ragione. Io credo che sia veramente molto importante saperlo utilizzare, e questo accade purtroppo ancora poche volte, quindi bisogna fare attenzione, perché comunque i ragazzi che hanno la possibilità di giocare a calcio che è la cosa più bella che si possa fare, e per di più ti pagano anche, quindi dovrebbero sapere capire che gli anni che hai per fare il calciatore non sono tanti, e per farli ad alto livello devi essere sempre concentrato su quello che è il tuo lavoro e lasciare stare le altre cose, forse farle quando magari sei a casa, però questo purtroppo non accade, quindi bisogna saperci convivere. Ecco, un'altra cosa che ti voglio chiedere è questa l'esposizione maggiore, penso per esempio al programma che ha accompagnato, diciamo, l'Italia per l'Europeo Sogno Azzurro, che raccontava anche dall'interno, con le telecamere all'interno del gruppo. Questa maggiore esposizione, che cosa ha cambiato? Cioè, tra la tua Sampdoria che andava in ritiro e giocava, come diceva Daniele, a carte, e c'erano forse 4-5 giornalisti, mentre oggi fuori da Coverciano o in altri posti hai televisioni ogni volta che tu compari. Come cambia? Cioè, come si deve cambiare anche voi stessi, come dovete cambiare in relazione a questo? No, ma questo sicuramente, come ho detto prima, non è cambiato da tanto tempo, quindi abbiamo iniziato a farci l'abitudine, anche il fatto di aver avuto 2 o 3 telecamere con noi, ma non solo durante l'Europeo, ma erano già un anno e mezzo sono stati con noi, quindi abbiamo dovuto adeguarci anche a quello, perché comunque sono venuti negli spogliatoi delle partite, nelle riunioni prima delle partite, quindi insomma questa è così, la vita ormai è questa e bisogna saperci convivere, e quindi ma come ho detto bisogna sempre comunque avere un po' di attenzione. Il discorso per esempio dei big data, dei numeri, di quelle che sono tutti oggi, le guardiamo, voi, noi, tutti quanti guardiamo un po' i numeri, cerchiamo di capire dalle statistiche, è un elemento nuovo, quindi questa parte qui, o anche la stessa parte tecnologica, la videoanalisi, sono strumenti che il futuro allenatore Daniele De Rossi guarda, ci crede, quanto è importante questo aspetto qui. È fondamentale, non ne puoi fare a meno. Ci sono degli estremismi nella lettura dei dati o proprio nella raccolta dei dati che magari non sento di dovermi approcciare a loro,
ma la video match analyst, l'analisi dell'avversario, l'analisi della tua partita, l'analisi dei giocatori che vuoi, qualora fossimo in un club, acquistare, è troppo importante, perché non basta più l'occhiometro, come si diceva una volta. È vero che È importante, però è importante, e c'è la vecchia scuola che rivendica questo strumento più che mai. Sono convinto che con l'occhio si possa fare tanto se hai la sensibilità del mister. Se non c'è la sensibilità del mister, ti fai aiutare da qualche dato che però, insomma, ripeto, non posso fare nomi. Tanti anni fa stavamo per comprare un giocatore alla Roma e io volevo che ne comprassero un altro, e il giocatore che volevo che comprassero era Nainggolan, era più forte di quell'altro di cui non faccio il nome, però era evidente che era più forte, ma non aveva gli stessi dati. Sei andato con i dati, gli hai fatti No, i dati erano meglio quelli dell'altro giocatore. Sì, nettamente era un buon giocatore, ma niente a che vedere con Raja, e però aveva dei dati nettamente superiori. Ma lì poi dopo devi analizzare con che squadra gioca, con che allenatore gioca, in che stato di classifica sta, tante cose, insomma. Quindi non basta, ma è molto importante. Anche per te, Roberto, oggi i dati sono un riferimento, li guardi o continui a pensare che la scuola di Vigili in Bosco sia quella che è giusta? No, io credo che chi ha, insomma, poi l'esperienza si fa col tempo, non c'è niente da fare, quindi sul campo riesce a vedere cose che poi comunque vengono confermate dai dati alla fine partita. Cioè, insomma, gli ultimi 20 minuti nostri dell'altra sera sono i dati, hanno confermato quello che io pensavo, ecco, quindi... L'hai anche detto, quindi insomma sono importanti, perché ci mettono nelle condizioni di capire, di sapere tutto, quindi è chiaro che ormai è un elemento di cui non possiamo fare a meno. Come hai fatto, Roberto, come hai fatto creare questo gruppo che ancora in questa settimana vediamo da una settimana bellissima? Quindi grazie ovviamente a nome di tutti, che sono state 2 partite che ci hanno restituito una grande nazionale. Come hai fatto a costruire questo gruppo, che è stato un po' credo anche il segreto dell'Europeo vinto? Ma stiamo lavorando, anche perché quello che è successo questa settimana, soprattutto in un gruppo così difficile per come si era messo, insomma, i ragazzi sono stati veramente bravi, ma diciamo che è un brodino confronto a quello che è accaduto e purtroppo soffriremo ancora fino a dicembre. Non ti passa ancora? No, non mi passa, no, perché credo sia stato totalmente ingiusto, ma purtroppo questo è il calcio, e anche le sconfitte vanno affrontate, anche quelle più difficili come questa. Non credo che la nazionale meritasse di venire fuori dal mondiale per quello che ha fatto quel gruppo lì, purtroppo questo è. E quindi, però, ripeto, questo è stato sicuramente un momento positivo, riuscire a passare questo gruppo e andare alle finali in giugno. Senti, mancavano diversi giocatori importanti in queste ultime partite, però ha prevalso quello che dicevo prima, cioè probabilmente ha prevalso un po' la continuità, il gruppo, ci sono stati giocatori che hanno fatto veramente, che hanno reso, forse anche al di là delle aspettative, c'è stato un rendimento di tutti. E allora, mentre il presentatore Marani, insomma, andava a commentare anche quelle che sono state le parole di Mancini e De Rossi, vi aggiorniamo con una ultim'ora importantissima, poi chiaramente ci trasferiremo per il prossimo collegamento. Rinnovo Meret, Federico Pastorello si trova in questo momento a Castelvolturno. A rivelare le ultime è Sky Sport. Andiamo a leggere nel dettaglio su calcionapoli24.it, signori, anche perché non si parla solo di Alex Meret. Questa mattina l'agente Federico Pastorello si è recato al centro sportivo del Napoli a Castelvolturno per discutere i rinnovi di contratto di Gianluca Gaetano e Alex Meret, il centrocampista classe 2000. La scorsa stagione protagonista in Serie B con la Cremonese, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025, quindi insomma manca ancora qualcosina, però è evidente che nel momento in cui diventa una pedina nello scacchiere di Spalletti magari si aspetta un piccolo adeguamento contrattuale, non dico parametrato al resto della squadra, ma parametrato al resto dei giovani calciatori che più o meno in altre piazze, anche meno importanti, ricevono delle cifre che ad oggi superano quelle dello stipendio di Gianluca Gaetano. Ci può stare. Per quanto riguarda Meret, titolare indiscusso della porta del Napoli da questa stagione, dopo l'addio di Ospina rimane da formalizzare l'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Le cifre dovrebbero essere quelle che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi.
arrivando ad un totale, diciamo così, di 2 milioni 1,7 più bonus, giusto Riccardo? Hai una memoria No, sicuramente migliore della mia. 1,5 fisso più bonus per Quindi non ci arrivare... arriviamo, quindi non ci arriviamo a 2. No, dovrebbe essere Siamo massimo all'1,8. 1,8 comprensivo di bonus. Sì. Ok, andiamo adesso sì al video conferenza ed è davvero un piacere poter annunciare, per me è un onore chiaramente, il collegamento con il questore di Milano, il dottor Giuseppe Petronzi. Buongiorno dottore. Buongiorno, ecco acceso anche il microfono, mi sentite? Sì. Assolutamente sì, perfettamente. Grazie per essere oggi qui con noi. Non so se riesce anche a vedere l'inquadratura completa. Alla sua sinistra immaginaria c'è anche il collega Marco Lombardi, protagonista di quanto accaduto all'esterno dello stadio San Siro qualche settimana fa. Lo riesce a vedere? Sì, lo vedo imperturbabile, così come Buongiorno. è stato anche il giorno, molto bravo. E riesce anche a sentirlo? Marco, facciamo una prova. Buongiorno intanto. Buongiorno a voi, buongiorno questore e grazie anche per le belle parole. E allora, Buongiorno. rapidamente, i complimenti signori sono dovuti, i ringraziamenti anche alla dottoressa Mutton, detto stampa della Questura di Milano per l'implementazione, per l'organizzazione di questo collegamento, e i complimenti vanno fatti chiaramente al dottor Petronzi per il lavoro portato avanti. Abbiamo già riportato la notizia qualche giorno fa dell'emissione delle misure contro l'aggressore. A questo punto però, dottore, vorremmo insomma, se possibile, anche ulteriori dettagli, nel senso capire come è andata avanti poi l'operato della questura. Sappiamo che c'è stato chiaramente anche un raccordo con la prefettura stessa. A lei la parola, dottor Petronzi. Sì, diciamo che fa parte della nostra quotidianità. Noi ci compiacciamo in questo momento di poter essere vostri ospiti e vi ringrazio per dare importanza alla nostra azione. È un'azione che noi svolgiamo in maniera laica, come dico sempre, abbiamo particolarmente a cuore il diritto all'informazione. Il diritto all'informazione è un diritto fondante della nostra società, della nostra collettività, in qualunque ambito questo si esplichi. In questo caso Marco stava facendo un lavoro a margine di un evento sportivo e sappiamo quale attrattività questi eventi abbiano. Quindi in sintesi cosa voglio dire? La sensibilità è spiccatissima per il diritto all'informazione. La sensibilità è spiccatissima perché tutto quello che avviene intorno ad un evento sportivo è un qualche cosa di delicato, perché facilmente la pallina può entrare nel flipper della violenza. È delicatissimo perché ci guardano tante persone, dobbiamo essere d'esempio e dobbiamo disegnare un perimetro e una circonferenza in cui tutto avvenga nel solco della legalità. Marco, ne approfitto per girarti ancora una volta i complimenti che stanno arrivando anche a me, nel senso che quando incontro delle persone per strada o in altri luoghi e dico che lavoro per Calciopoli 24, la prima cosa che dicono: complimenti al giornalista, complimenti a Marco Lombardi per quella che è stata l'attitudine mostrata all'esterno di San Siro. Perfetto, è questo l'aggettivo insomma che sento proferire più spesso, e credo che lo stesso questore sia stato d'accordo. Adesso non so, dottor Petronzi, se voleva rivolgere anche un messaggio allo stesso Marco. Sì, il messaggio che voglio offrire al giornalista, a Marco, è un messaggio che è coerente con quello che dicevo prima. Marco stava facendo il proprio lavoro, il lavoro di giornalista, in un segmento specifico che è quello di seguire la cronaca sportiva. Peraltro stava seguendo fuori dallo stadio, dove alcune dinamiche sono più delicate perché c'è un governo dell'ordine pubblico diverso da quello che avviene nello stadio, perché molto facilmente qualcuno potrebbe essere indotto a pensare che la nostra azione inizi e finisca al triplice fischio dell'arbitro. L'attività delle forze dell'ordine inizia molto tempo prima e continua anche molto tempo dopo, quando gli operatori dell'informazione, per esempio, si trovano nella posizione in cui si trovava Lombardi quel giorno. È chiaro che un atteggiamento
come quello tenuto da un professionista, quindi continuo a sottolineare l'aspetto professionale del giornalista, il quale è rimasto imperturbabile rispetto a quella che è stata una provocazione, sicuramente una violenza privata, perché poi ci sono anche degli aspetti penali di questa vicenda, ed è chiaro che tutto questo ha favorito una percezione dell'esercizio del lavoro da parte di Marco molto qualificato, ha facilitato poi noi nell'attività di individuazione e mi permetto di dire ha evitato un'accelerazione di una dinamica che avrebbe potuto essere violenta. Immagino che in quel momento, oltre a esserci Marco, c'era anche l'operatore televisivo e quindi si è agiti tutti nel momento giusto. Poi il testimone passa all'autorità di pubblica sicurezza e quindi il questore grava su di lui l'onere e l'onore di tenere tranquille le situazioni, di perseguire i responsabili che abbiamo individuato in tempi estremamente brevi, e mi preme anche dire che tutto questo non è una vox clamens in deserto, cioè abbiamo fatto quel lavoro e non ce ne sono altri. Tengo a precisare che soltanto nel 2022, anche con gli stadi a capienza limitata per un certo periodo, a Milano sono stati emessi 102 DASPO. Questa voglio dire, potrebbe essere una buona notizia, ma io la considero una cattiva notizia perché significa che c'è ancora tanto lavoro da fare per educare a dei comportamenti diligenti a margine degli eventi sportivi. Marco, parola a te ovviamente. Sì, innanzitutto volevo ringraziare sia il questore che tutta la squadra della Digos che ha lavorato in merito alla questione in maniera velocissima e celere, nonostante poi i tanti impegni. C'era anche Italia e Inghilterra a San Siro in quei giorni, quindi diciamo che le questioni importanti erano tante e invece hanno immediatamente risolto la situazione, e io spero che questo intervento così veloce, rapido e anche con una mano molto pesante, perché anzi poi vorrei chiedere al questore questi 5 anni se possono rappresentare o meno un precedente per quanto riguarda gli insulti sia a livello di stampo razziale che contro chi compie il proprio lavoro come lo stavo facendo io e il nostro operatore. Volevo appunto ringraziare per la velocità dell'intervento e sottolineare questo fatto, che sia di esempio e che quindi faccia capire a chi magari abbia voglia di dare fastidio come quella persona che le punizioni ci sono veloci, sono rapide, sono severissime, e che appunto meglio diciamo rigare dritto e non cadere in questi bruttissimi gesti che appunto vanno a ledere non solo verso il tifoso ma verso poi tutta la categoria dei tifosi. E quindi, concludendo, volevo appunto chiedere se questo potrà essere diciamo, un precedente storico, perché anche noi siamo rimasti sorpresi per fortuna dall'entità del DASPO, che è stato abbastanza pesante. Sì, Marco, grazie per la domanda, perché mi offre il destro per approfondire un po' il tema. Per quello che è il mio mindset, le terminologie su mano pesante o meno non mi appartengono, perché ritengo soprattutto che noi dobbiamo essere efficaci. Però giustamente lei mette il dito su un tema che è particolarmente controverso e delicato, e noi la nostra parte la dobbiamo fare. Quindi sì, è vero, se ci sono degli episodi di discriminazione, per quelle che sono le nostre competenze come organo esecutivo, noi abbiamo configurato senza esitazione una tipologia di comportamento, sanzionandola in maniera importante, ecco, come lei ha detto. Poi è logico che gli attori che intervengono su provvedimenti di natura complessa, come il provvedimento che abbiamo messo, non è soltanto il questore, e fortunatamente non è soltanto il questore, quindi ci si augura che tutti quanti gli attori abbiano una condivisione di lettura. Quello che rimane sicuramente, Lombardi, è un messaggio auspicabilmente forte, ma forte sui contenuti, nel senso che noi poi dobbiamo lavorare sulla capacità di comprensione di chi va allo stadio, che, parliamoci chiaro, la vivacità ci deve essere, la goliardia ci deve essere, la goliardia vivace fa parte anche dell'atmosfera dello stadio, e sappiamo perfettamente che privazione c'è stata durante il periodo del lockdown, vedere partite prive del pubblico,
però noi non possiamo minimamente accettare che quelli diventino dei contenitori di odio, soprattutto a sfondo razziale o territoriale. In tal senso mi sento consapevole di aver mandato un messaggio che sia forte e che mi auguro che venga recepito al di là della forza per il contenuto intimo che ha questo messaggio. Qualche riflessione è bene che la facciamo tutti quanti sul peso delle nostre parole, sul peso dei nostri gesti. Assolutamente sì, io saluto nuovamente e ringrazio il Questore, così come saluto Marco in collegamento con noi. Questore, lei è anche uomo del Sud, tra l'altro, è d'origini del Sannio, se non vado errato, ha studiato a Napoli anche giurisprudenza. Io colgo proprio questa occasione, insomma, per farle una duplice domanda: se in questo caso i provvedimenti possono essere differenziati se avvenuti all'interno dell'impianto o all'esterno dell'impianto, e poi proprio da uomo del Sud le voglio chiedere questa particolare ormai usanza. Noi ovviamente siamo a Calcio Napoli 24 e spesso facciamo, anzi portiamo avanti questa piccola crociata da parte nostra della lotta antiterritorialità, antirazzismo negli stadi. Purtroppo sempre più spesso si sentono all'interno degli impianti da gioco, specialmente